Incontro di questo ciclo di presentazioni di libri che abbiamo intitolato Sguardi e voci di donne. Abbiamo pensato, i primi due incontri erano di autrici, una palestinese e una israeliana. Abbiamo pensato che fosse importante presentare un libro di un'autrice africana. Questo perché l'Africa, che è un continente in grande sofferenza in questi anni, dilaniato da molte guerre, di cui non si sa quasi niente, si parla pochissimo, con una situazione di impoverimento causata dalle politiche neoliberiste occidentali. Questo continente è assente, diciamo, non viene presentato dai nostri media, se ne parla poco. Abbiamo scelto Aminata Traoré, di cui adesso Khadija Hassan, che fa parte del RIDIM, la rete italiana delle donne immigrate, ci parlerà di lei e del suo libro, perché è una donna straordinaria, è una donna maliana che abbiamo scelto questo libro, L'Africa umiliata, ne ha scritti degli altri, l'ultimo più recente non è ancora tradotto in italiano, perché lei ha affrontato tutti questi temi, il tema della migrazione, il tema dello sfruttamento dell'Africa e dei figli che sono costretti ad abbandonarla. Io volevo solo introdurre queste cose, adesso do la parola a Khadija, poi lei ha preparato delle slide e ogni tanto leggeremo qualche piccolo brano tratto dagli scritti di Aminata. Buonasera a tutte e a tutti. Ringrazio in prima istanza la Libreria delle Donne che ci ha ospitato in questo pomeriggio e Donne in Nero che ha organizzato questa interessantissima iniziativa e che vede oggi appunto affrontare il tema dello sfruttamento dell'Africa. Io ho mantenuto come tema di questo incontro proprio il titolo del libro di Aminata Traoré, perché non si parla, cioè con il termine umiliata non si parla solo di sfruttamento, si parla anche di un'umiliazione che viene indirizzata verso l'intero continente africano, i popoli d'Africa e soprattutto la dignità di uomini e donne africane che sono sottomessi da un sistema economico, politico, culturale dominante di vero e proprio imperialismo e di neocolonialismo, perché i mali d'Africa affondano le loro radici molti secoli fa, esattamente 5 secoli fa, con la tratta dei negri, però il colonialismo con altre forme subdole viene perpetrato anche oggigiorno. Aminata Traoré, come diceva Marianita prima, è un personaggio molto interessante. Lei è nata a Bamako nel 1947, ha studiato in Francia all'Università di Caen, dove si è laureata in psicologia sociale e ha ottenuto anche un diploma in psicopatologia. È stata ministra della cultura e del turismo del Mali, è una militante femminista, attivista e soprattutto nei confronti dell'opposizione, ed è fondatrice del Forum Sociale Africano. Lei è proprio una delle voci di spicco del movimento altomondista, che molti additano come un movimento utopistico, però se avete presente il movimento No Global, siamo molto simili come obiettivi che si pone questo movimento, ovvero il conseguimento di un nuovo modello che vada a superare il modello neoliberista e che permetta a tutti i popoli, senza distinzioni, senza discriminazioni, di perpetrare il commercio libero senza prevaricare e dominare e senza
praticamente sfruttare le risorse degli altri paesi arricchendosi a scapito degli altri. Io adesso invito, come facciamo una piccola pausa di lettura, invito Marianita con le parole stesse di Aminata Traoré a spiegarci cos'è questo movimento altomondista. Sente? Sì, la risposta che Aminata dal forum appunto del Mali invia a delle donne francesi che nello scorso settembre hanno organizzato a Parigi la Marcia della Dignità e hanno lanciato un appello e si sono rivolte appunto a lei e lei risponde con queste parole. Noi al Forum per l'Altro Mali abbiamo deciso di promuovere la nozione di madre sociale, la Domba, e invitiamo le africane a dire, riguardo ai giovani che sono disperati, sono i nostri figli, e a impegnarci a difenderli, sia che siamo le loro madri biologiche o no. Noi siamo le madri sociali di tutti questi giovani che chiedono lavoro, il cui numero aumenta di anno in anno, alimentando le tensioni e i conflitti a tutti i livelli. Noi siamo le madri di tutti questi rifugiati economici, politici e climatici che arrivano morti o morti viventi a migliaia alle porte della fortezza Europa o finiscono imprigionati nel carcere Europa. Noi siamo le madri di tutti questi cosiddetti migranti economici, il cui nome non sarà nemmeno sussurrato, né scritto nei giornali, né iscritto in un documento di identità o in una domanda di regolarizzazione. Noi siamo le madri di vittime maliane, nigeriane, keniote, francesi, tunisine e di altre vittime del jihadismo e condanniamo con la massima fermezza i crimini commessi. Ma noi non possiamo rinnegare coloro che li commettono senza tentare di comprendere la disastrosa concatenazione dei fatti. Comprendere non vuol dire fare l'apologia del terrorismo, ma affrontare i mali alla radice, agire affinché disperati e abitati dal sentimento di essere umiliati e socialmente morti, i giovani e le donne non si radicalizzino. Noi siamo le madri anche di Amédi Coulibaly, di Moussa Coulibaly, solidali con le loro madri, sorelle e zie, che non li hanno visti andare alla deriva o non hanno potuto aiutarli. Noi siamo le madri delle 219 studentesse di Chibok che restano introvabili a dispetto della campagna planetaria che fa eco al grido di disperazione delle loro famiglie. Bring back our girls. Noi siamo le madri delle adolescenti e delle bambine diventate kamikaze e anche per loro diciamo bring back our girls. Ecco, Aminata Traoré è una femminista molto attiva e lei ha molto a cuore la dignità e l'emancipazione della donna africana. E lei dice che si è formata all'università in Francia, quindi ha assorbito la cultura dei colonizzatori e ha frequentato quella che lei chiama la scuola degli ostaggi. Cosa vuol dire? Vuol dire che nei paesi ex colonizzati dalle grandi potenze europee si perpetrano dei modelli che non sono africani, sono di importazione, diciamo. E chi studia in queste scuole assorbe la cultura, assorbe il modo di pensare e di agire, soprattutto viene formata la nuova classe dirigente che ricalca gli schemi occidentali di egemonia, di sfruttamento, di discriminazione e causa di impoverimento. Come nasce questo saggio? Allora, intanto questo libro è il terzo libro che Traoré ha pubblicato è stato tradotto in italiano. Il libro è datato 2008, però vedremo man mano che ne parleremo come certe tematiche sono ancora attuali, se non anche esasperate in questi ultimi anni, no? La situazione non è affatto cambiata, anzi si è acuita molto di più.
E l'Africa umiliata nasce come risposta a un discorso che il 26 luglio 2007, fatalità giorno del compleanno di Aminata Traoré, il presidente francese Nicolas Sarkozy, primo discorso pubblico fuori Francia dopo la sua elezione, fa a Dakar in Senegal. Un discorso che riproduce la mentalità colonialista non solo del presidente ma anche di certa destra conservatrice francese e in poche parole è uno schiaffo che dà al popolo africano, in quanto Sarkozy dice che il popolo africano è causa delle sue disgrazie, nel senso che non ha saputo muoversi durante la storia, è rimasto fossilizzato, ancorato a certe tradizioni arcaiche, legato ai cicli della natura, della terra, quindi una società molto statica e quindi in questo modo accusandolo dimenticando tutti i danni che il colonialismo ha fatto in Africa, accusando proprio il popolo stesso di non imbarcarsi in questa avventura umana nella prosperità e quindi le cause del male d'Africa sono da ricercarsi proprio in Africa. Come risponde Aminata Traoré? Ecco qui ho estrapolato la frase più emblematica del discorso di Sarkozy, che ha indignato tutta l'Africa. Lui dice: il dramma dell'Africa è che l'uomo africano non è entrato abbastanza nella storia, come se le società non fossero dinamiche, fossero statiche e le persone rimangono tali e quali come 100 o più anni fa. Impossibile, no? Come risponde Aminata Traoré? Lei scrive: per quanto tempo il paese dei diritti dell'uomo si accontenterà di un discorso menzognero e razzista sugli africani, che consiste nell'opprimerli per mascherare meglio il gioco di interessi finanziari e commerciali? Ecco, la Francia è il paese della libertà, dell'egalità, della fraternità, però è un paese che è stato un grande colonizzatore e ci sono stati molti crimini, si è sfruttato il suolo, l'ambiente. Questi sfruttamenti nel corso degli anni hanno portato a delle gravi crisi climatiche, siccità, desertificazione, cianurificazione delle risorse aurifere, inquinamento delle acque, insomma ci sono molte cause di questo sfruttamento, anche dal punto di vista ambientale, non solo economico, politico, sociale e culturale. Aminata Traoré dice che questo modo di pensare e di divulgare questo tipo di informazione distorta serve a coprire degli interessi che sono principalmente economici e finanziari, nel senso che ci sono molti investimenti nei paesi africani che vanno a ingrassare esclusivamente le aziende europee. Perché attraverso un'escalation di indebitamento che la Banca Mondiale e il Fondo Monetario Internazionale fanno, tendono a privatizzare le aziende, a togliere autorità allo Stato, ad aprire delle agenzie pseudo-statali che in realtà sono privatizzate, quindi la maggior parte dei finanziamenti non vanno a beneficio del popolo africano, dei lavoratori, dei dirigenti africani, bensì vanno proprio, ritornano in Europa massimizzando gli interessi. Ella scrive: noi popoli d'Africa, un tempo colonizzati e ora ricolonizzati alla mercé del capitalismo occidentale, non cessiamo di chiederci: cosa stiamo diventando? La sfida che oggi affrontiamo è quella di immaginare un futuro in cui l'essere umano sia posto al centro, una riappropriazione dei nostri destini che fa appello alle nostre lingue, ai nostri punti di riferimento, ai valori sociali e culturali a noi cari. Quando avevo parlato di egemonia, cos'è l'egemonia? È l'imposizione di un modello di comportamento in tutti gli ambiti della società e della cultura che vengono assorbiti dal subalterno, in questo caso, uso un termine marxista, senza rendersene conto. Cioè lui dà per scontato che si fa così perché è giusto che sia così, senza rendersi conto che
è lui la persona ad essere sfruttata, è lui la persona a cui hanno tolto, oltre che la dignità, anche le tradizioni, il modo di pensare e la propria cultura. Quindi quello che Aminata ribadisce è proprio il fatto che gli stessi africani devono prendere consapevolezza di questa, diciamo, di essere plasmati secondo i modelli occidentali, devono ritrovare dentro di sé le proprie origini, la propria cultura e riappropriarsi anche oltre che dei propri valori, anche della propria dignità. Cosa succede in particolare nel Mali? Il Mali è stato un grande impero. Intanto il Mali è lo stato più grande dell'Africa occidentale e confina con altri 7 stati. È stato un grandissimo impero nell'antichità e è stato scoperto negli anni 70, praticamente sono stati scoperti i resti di un uomo che risale a 6500 anni avanti Cristo, quindi è stato un impero ricco di storia, di cultura, di grandi ricchezze sconfinate. E perché la Francia e l'Europa si accaniscono con molta efferatezza, diciamo, soprattutto sulle proprie ex colonie. Questa è una cosa molto strana perché dovrebbe invece aiutare, cioè, c'è stato uno scambio, uno sfruttamento, in qualche modo il paese colonizzatore dovrebbe restituire quello che ha tolto e invece infierisce proprio verso gli africani e soprattutto verso le ex colonie. Dice Aminata, la nostra situazione è ignorata, ma soprattutto grave e umiliante. L'umiliazione non consiste solo nella violenza alla quale l'Occidente ci ha abituati ed è cominciata 5 secoli fa con la tratta dei negri. Consiste allo stesso modo nel nostro rifiuto di capire quello che ci sta succedendo, di organizzare la resistenza e di influenzare i rapporti di forza. Chi sono le vittime? Intanto la Francia è stato il paese che quasi per primo, diciamo dopo la Spagna, ha attuato delle politiche di regolazione dei flussi migratori che vedono la selezione tra salvabili e gettabili, così dice Aminata. E che ha attuato le espulsioni forzate. Le scene che abbiamo visto negli ultimi tempi di queste espulsioni forzate con insurrezione anche nei Boeing che da Parigi vanno ad esempio a Bamako, la capitale del Mali, le abbiamo viste le scene, le abbiamo lette. Perché proprio accanirsi con queste persone che tra l'altro sono state istruite secondo la cultura francese, si considerano francofoni, ovviamente hanno studiato nelle scuole francesi in Africa e parlano tra di loro perché l'Africa è vastissima, anche nella stessa regione si parlano di moltissimi dialetti. La lingua ufficiale è proprio il francese nelle ex colonie francesi. E perché accanirsi proprio contro queste persone che, come dice Aminata, appaiono inutili, invisibili, indesiderabili, colpevoli, impercettibili e si attua verso di loro una disumanizzazione e una morte sociale che è anche un suicidio collettivo, nel senso che a morire, vediamo le scene quasi quotidianamente, sono migliaia di persone, soprattutto quelle che prendono le imbarcazioni nel Mediterraneo. Un altro filone che Aminata mette in evidenza è l'oro bianco dell'Africa. Lo vedete che cos'è l'oro bianco? È il cotone, la filiera del cotone. È iniziata qualche secolo fa in Egitto da parte della Gran Bretagna e soprattutto in Mali, Chad e Congo da parte della Francia. Cosa è successo a questa filiera? È successo che con gli anni il cotone americano ha preso il sopravvento perché negli Stati Uniti ci sono dei finanziamenti che
danno molti vantaggi alla coltivazione del cotone, rendendo il cotone americano molto competitivo sul mercato mondiale. Questo cosa ha prodotto? Ha prodotto un contraccolpo nei paesi che ho citato prima, Mali, Congo e Chad, che sono forti coltivatori di cotone, e si è incominciato a produrre sempre più cotone a prezzo minore, cioè quindi lavorare di più per guadagnare di più, che tra l'altro è molto meno rispetto a quanto ecco, cioè, eticamente bisognerebbe insomma pagare. E vediamo dalle immagini che la raccolta del cotone in questi paesi viene fatta prevalentemente a mano, soprattutto da donne, giovani e bambini, i quali hanno un salario veramente basso. Questo non ha reso comunque il mercato del cotone africano più competitivo, perché come ho detto prima è quello americano, che ha molti più finanziamenti e quindi può abbassare i prezzi del cotone, rendendolo più appetibile negli altri paesi. Io non so se forse ho saltato, adesso magari invito Marianita a leggerci un passo. Abbiamo parlato prima delle morti, no? Di questi giovani, morti soprattutto per mare, ma anche attraverso il deserto, attraverso ovviamente anche le prigioni, come avviene ad esempio in Libia. E a pagare le conseguenze di queste morti ovviamente non sono solo le vittime, sono anche i parenti, le famiglie, le madri soprattutto, ma è l'Africa, perché quella che va scomparendo è una generazione di giovani. Le madri e le mogli di quelli che sono partiti a bordo del peschereccio verso le isole Canarie e che non sono mai tornati indietro, sanno, come tutti gli altri, sebbene condannino i traghettatori, che al largo delle coste senegalesi dei peschereggi venuti da lontano, grazie all'apertura del mercato, rastrellano i fondi marini, non lasciando altro ai pescatori se non gli scarti. Alcuni di questi ultimi si sono quindi riciclati come traghettatori o convogliatori, ammassando i giovani candidati alla partenza in piroghe che ormai non hanno più la loro funzione di un tempo. Yaye Badian Doyouf piange il suo unico figlio morto in mare, come migliaia di altri anonimi partiti alla ricerca dell'Europa. Devastata dal dolore, ha creato insieme ad altre 256 donne un'associazione che si ripropone di dare ai candidati alla partenza delle speranze, delle ragioni per sperare e per vivere dignitosamente in Senegal. Alcune tra loro non riescono più a mangiare il pesce venuto dal mare che ha inghiottito i loro figli. Mi è stato detto che alcune donne marocchine che hanno vissuto la stessa tragedia, lo stesso dolore a sud di Rabat, hanno creato un'associazione simile. Immenso e bello, il mare è sempre uguale, indifferente alle speranze delle madri e delle mogli che qui aspettano che i loro cari arrivino a destinazione e che poi tornino il prima possibile. Quando un giorno mi sono trovata a Cadice, in riva al mare, ho avuto voglia di domandargli di riconsegnarmi i figli che le madri aspettano a Didieni, una cittadina maliana da dove sono partiti in questi ultimi anni un gran numero di giovani per l'Europa. Non sappiamo niente del mare, mi avevano confidato un giorno alcune donne di questa città, aggiungendo: non l'abbiamo mai visto, ma fa sparire i nostri figli. I bambini dell'Interland, dell'Africa occidentale, maliani, nigeriani, burkinabè, che per la maggior parte, come i loro genitori, non hanno mai visto il mare, sono a conoscenza della gravità della loro situazione. Allora imparano a nuotare. Che ci si giri dalla parte dell'Atlantico o da quella del Mediterraneo, si sentono solo storie di salvataggi o di naufragi, ma anche di mancata assistenza a persone in pericolo. Il rischio enorme che corrono i giovani d'Africa percorrendo la via marittima, invece di essere letto come un atto di disperazione, ma anche di coraggio, viene spesso interpretato come un atto di follia, una stupidaggine, ma anche un'invasione. Ecco, nel parlare comune io ho sentito molto spesso dire: ma chi glielo fa fare? Ma
perché non stanno a casa loro, che sicuramente vivranno meglio che qua e comunque non rischierebbero la loro vita. E Aminata Touré dicono questi giovani scappano proprio a causa di questo sistema imperialista, di questo sistema economico neoliberale che ha liberalizzato il mercato e ha prodotto le disparità, causando anche l'impoverimento degli stati africani, anche attraverso la corruzione dei potentati locali. E c'è tutto un traffico anche di visti che viene fatto nei consolati, quindi la corruzione c'è, ci sono da un lato, dall'altro lato la popolazione non è cosciente, non è consapevole di tutte queste cause, perché come dicevo prima, in questa scuola degli ostaggi viene formata un'elite che ricalca i modelli occidentali, mentre nelle altre scuole, quelle di serie B, a volte non ci sono neanche gli insegnanti, cioè gli insegnanti non sono forzati, quindi ci sono due tipi di istruzione, quella alta diciamo e quella bassa, e sono proprio le madri che si sacrificano molto, che lavorano, insomma c'è una bellissima poesia che dopo alla fine vi leggerò di Aimé Césaire, lavorano giorno e notte per assicurare un futuro migliore ai propri figli anche attraverso l'educazione. Però bisognerebbe cambiare la classe dirigente e soprattutto formare una nuova generazione più consapevole dei propri valori, delle proprie tradizioni, come dicevo prima. Ecco, tutto qui, insomma, è questo. Tra l'altro anche le elezioni, cioè le scelte politiche vengono prese in nome del popolo africano dai potenti, però senza consultare ovviamente, cioè non è una democrazia, lo è solo a parole, nei fatti non lo è, perché le decisioni politiche, questi accordi anche con la Banca Mondiale, con il Fondo Monetario Internazionale, vengono presi da questa elite politica in nome del popolo, ma il popolo è all'oscuro di tutte queste dinamiche. E quindi anche le elezioni non avvengono in maniera propriamente democratica, perché a sovvenzionare le elezioni sono le stesse false ONG, e Aminata dice ce ne sono di vario tipo, ci sono le ONG finanziate dalla mafia, ad esempio, oppure dai partiti politici o dallo Stato, e quindi, oppure dagli stati esteri. Quindi apparentemente è una democrazia, ma nella realtà non lo è, perché anche i politici vengono messi lì attraverso un nepotismo, un clientelismo che li mette in quel posto come delle pedine, insomma. Loro non comandano niente, perché alla fine vengono manovrati, sono dei burattini mossi da un burattinaio che è l'Europa capitalista o comunque l'Occidente in generale. E in questo bel passaggio parla della gioventù sacrificata, l'abbiamo sentito, però io ho selezionato questo passo perché lo trovo molto significativo di quello che denuncia Aminata Touré, ma non solo lei, molti intellettuali africani denunciano proprio questo sistema economico che è la causa delle migrazioni, di questi flussi incontenibili. La colpa non la si deve dare ai traghettatori, ai trafficatori umani, perché loro sono solo l'ultimo anello di questa lunga catena che a monte risale proprio a questo sistema economico. Mai i giovani originari del Mali, del Senegal, del Camerun o della Costa d'Avorio si sarebbero trovati come un solo uomo a migliaia di chilometri di distanza dai loro familiari, a Ceuta e Melilla o a bordo delle imbarcazioni di fortuna che li avrebbero portati spesso alla morte, se i fondi monetari internazionali e la Banca Mondiale non avessero inflitto la medicina da cavalli della riforma strutturale. Questa è una denuncia pesante che fa Aminata Touré, ma come dicevo prima molti intellettuali africani. Lei cerca di dare voce a chi voce non lo ha, non ce l'ha, però è una voce che non viene ascoltata, cioè all'estero si sente parlare poco di quest'altra verità, che è la vera verità. Tra
Traoré analizza due avvenimenti molto importanti che sono stati i primi segnali di quello che dicevo prima, sono le politiche di regolazione dei flussi migratori e di espulsioni forzate. Ceuta e Melilla sono delle enclave in territorio marocchino e poste proprio di fronte alle coste spagnole. E questi due avvenimenti, che poi sono tre cronologicamente, sono avvenuti in un periodo a metà strada tra la firma di un accordo intrapreso tra Spagna e Marocco per regolare i flussi migratori e l'attuazione dello stesso. Cos'è successo? È successo che a Ceuta, all'alba del 29 settembre 2005, alcune centinaia di migranti provenienti da vari paesi, tra cui il Mali, il Niger, il Camerun, la Costa d'Avorio, proprio piano piano, senza destare tanto nell'occhio, si sono avvicinati a queste barriere, a queste reti sorvegliate dalla polizia di frontiera, sia marocchina che della Guardia Nazionale Spagnola. Con scale improvvisate hanno tentato di superare questa doppia barriera. Il risultato è che c'è stata una risposta per la prima volta armata. Sono state date manganellate, bastonate, sono stati lanciati dei gas lacrimogeni. Ci sono stati anche degli spari che hanno provocato ufficialmente la morte di 5 persone. Pochi giorni dopo, a Melilla, che è l'altra enclave marocchina di fronte, proprio vicino a Ceuta, di fronte alle coste spagnole, e nella notte tra il 3 e 4 ottobre e poi dal 5 al 6 ottobre ci sono state altre 2 battaglie. E anche qui hanno provocato dei morti, tra i quali anche un amico dell'autrice, che rimase molto colpita e a seguito di questi fatti decise di organizzare con altre donne, mamme africane, un tour in Europa che lei ha chiamato la Carovana della Dignità, che spiegasse cosa è avvenuto a Ceuta e a Melilla e perché questi giovani sono stati costretti a scappare. E lei si è indignata perché di fronte a fatti così tragici, drammatici, l'opinione pubblica internazionale non ha sollevato la propria indignazione. Se paragoniamo ad esempio, come lei dice, le morti dell'attentato dell'11 settembre, ecco, possiamo vedere come le morti abbiano un diverso peso. Ci sono morti di serie A e morti di serie B. E quello che lei dice è che non è solo la Francia, perché lei ovviamente ce l'ha su con la Francia, perché ovviamente è il paese di riferimento, no? Però dice che è tutta l'Europa che sta esasperando questa intolleranza verso i migranti, soprattutto africani, e lei dice questo antirazzismo contro l'uomo nero, ecco, usa questa parola. E riprendo questo testo che lei riporta a seguito di questi fatti di Ceuta e Melilla. Coloro che vogliono costruire un ponte con il proprio paese di origine e che per farlo hanno come solo arma una scala, sono diventati degli illegali, dei clandestini, degli illegittimi, dei nemici da neutralizzare. Lei chiede perché un europeo, se non trova lavoro nel proprio paese, può liberamente uscire dai confini e andare dove vuole a cercare un nuovo futuro, e perché non è consentito lo stesso a un ragazzo africano? Questo dice al riguardo. Io mi fermo, lascio... No, perché abbiamo selezionato un testo, ok. Avevo soprattutto voglia di andare laggiù sul luogo del crimine, di consolarli e di riportarli qui a casa e con loro analizzare le esigenze e i mezzi della ricostruzione dei nostri animi, frantumati all'interno di un mondo diventato folle. Aminata Traoré, dopo i fatti di Ceuta e Melilla, si reca all'aeroporto di Bamako ad attendere le persone che sono state espulse forzatamente. Li accoglie, lei li vorrebbe accogliere tutti, li accoglie come figli, li porta a Bamako e li aiuta a reinserirsi, a ritrovare una propria identità che è stata frantumata,
attraverso intanto la ricostruzione delle loro storie e poi attraverso il lavoro, cioè lei li impiega in opere di ricostruzione, anche edilizia, piastrellamento delle strade, eccetera, per ritrovare la dignità e soprattutto per fare in modo che non ripartano, perché la sua missione è quella proprio di impedire alle giovani generazioni di andare via, di mettere a repentaglio la propria vita. Ecco, il subappalto della violenza l'abbiamo anticipato con i fatti di Ceuta e Melilla e l'Europa che ha aperto le frontiere e ha concesso la libera circolazione non solo delle merci ma anche delle persone, con Schengen si è chiusa, ha chiuso le frontiere, no? Cioè, la libera circolazione alla fine ha creato una fortezza per impedire di essere presa d'assalto da questa invasione che tutto sommato, se vediamo le cifre, non è assolutamente come ci riportano i mass media, nel senso che i numeri che, per esempio, i profughi che raggiungono le coste italiane non sono così tanti, anzi secondo il dossier statistico dell'immigrazione 2015 si è messo in risalto come siano più gli italiani che emigrano all'estero, che stabiliscono la loro residenza all'estero, che cittadini di altri paesi che arrivano in Italia, e con questi altri paesi intendiamo anche ovviamente i profughi. Perché il subappalto della violenza? Perché l'Europa, per difendere la propria fortezza, incarica altri stati a proteggere e a regolare questi flussi e a impedire di avvicinarsi alle proprie coste. Una volta gli stati erano, ad esempio, la Libia, insomma, adesso ci sono nuovi stati che sono stati investiti di questa autorità, ad esempio la Turchia, come vediamo in questi ultimi tempi. Aminata parla anche del fatto di non essere, l'abbiamo detto più volte, proprio il fatto di non avere una propria identità africana e di essere spaesati e di sentirsi anche in colpa per questo, perché come diceva Sarkozy nel suo famoso discorso passato alla storia, è colpa degli africani se sono rimasti lì fossilizzati nella loro condizione arcaica. Poi parla anche di voto politico, cioè la popolazione, allora, le nuove generazioni che emigrano abbandonano il paese, però chi rimane non ha una coscienza politica perché magari non ha studiato a sufficienza o comunque è così preso dalle proprie contingenze di sopravvivenza, perché non parliamo di vita, parliamo proprio di sopravvivenza in alcuni casi, che non ha neanche le capacità critiche di giudicare l'operato dei politici. E lei parla lei dice conviene chiamare sotto i nostri cieli queste transizioni democratiche tra virgolette perché ciò che viene passata come democrazia in realtà è una pseudo dittatura, un'imposizione che viene non solo dai potenti, perché i potenti locali sono corrotti e sono strumentalizzati dalle potenze europee. Ma l'Africa è anche una grande discarica. Lei dice, il nostro continente, oltre al suo ruolo di serbatoio, è diventato la pattumiera del mondo ricco. In aggiunta alle macchine, ai computer, i tessili, le medicine che ricicliamo allegramente, soffocando le nostre stesse economie, accogliamo i rifiuti tossici con la complicità di questa stessa elite che pensa che gli affari siano affari e che questi vengano prima dei diritti e della vita dei loro cittadini. Cioè, umiliata, come dicevo all'inizio, è proprio tutto questo, cioè non c'è solo lo sfruttamento, ma c'è anche il fatto che è proprio considerata l'ultima ruota del carro l'Africa, questo grande continente, e quindi tutti i mali dell'Occidente, tutti gli scarti, diciamo, vengono mandati lì. Poi però quando loro scappano da queste situazioni perché non hanno futuro, Aminata Touré dice i giovani scappano dal loro paese perché non li fa più sognare, noi li respingiamo e li respingiamo con la forza e con la violenza a repentaglio della loro vita. Ovviamente una femminista così attiva non poteva non considerare la situazione della donna africana. Lei stessa dice noi donne africane dobbiamo alzarci e pensare noi stesse senza farcelo dire da altri
come affrontare i nostri problemi, che sono molti, cioè ad esempio il problema dell'infibulazione, il problema della poligamia, il problema della mancata emancipazione, delle pari opportunità, che insomma noi ci lamentiamo qui in Italia che non abbiamo giustamente che non abbiamo molte pari opportunità, però la condizione della donna africana è veramente lontana anni luce in negativo rispetto al ruolo della donna occidentale. Ovviamente non si può generalizzare, dipende dai paesi, però la donna africana tiene in mano la società, tiene in mano l'economia domestica e spesso si ritrova sola, perché anche con questi matrimoni poligamici è molto diffuso ad esempio il divorzio e quindi molte donne devono affrontare da sole la sopravvivenza anche dei loro figli numerosi, non è che ne abbiano uno o due, insomma hanno famiglie molto numerose e si trovano tutto sulle loro spalle. C'è un termine bamiano, che è un dialetto del Mali, che dice che usa il termine caracolé. Caracolé è la donna che muore nel campo di battaglia e questo si riferisce alla donna che muore partorendo. Anche questa è c'è un alto tasso di mortalità della donna e del bambino, insomma, molto elevato. Poi c'è una pratica che il cordone ombelicale viene seppellito sottoterra. Lo facevamo anche, io non lo sapevo, però ho sentito che in qualche regione italiana non si fa ancora, non lo so. Penso di sì. Io ho avuto un'amica che per esempio ha messo in giardino il cordone italiana, qui padovana. E questo è un gesto anche simbolico, perché il fatto di seppellire il cordone ombelicale del proprio figlio evidenzia anche il legame che chi nasce ha con la propria terra di origine. Per cui questi ragazzi che che emigrano, lo fanno con la speranza un giorno di ritornare, non di abbandonare il proprio paese. C'è un legame molto vincolante con la terra di origine. Una curiosità, scusate, una curiosità è anche che il futuro del figlio e quindi il successo del suo processo migratorio, secondo la credenza, deriva anche dalla moralità della mamma. Se un figlio non riesce a raggiungere la salvezza, l'Europa e muore per esempio in mare, la credenza è che sia colpa della mamma, perché non è una mamma abbastanza di principi morali e quindi non ha determinato un futuro positivo di successo per il proprio figlio. Addirittura quando succedono questi fallimenti, che molti di questi ragazzi ritornano al paese d'origine, si ha una cosiddetta morte sociale, perché soprattutto nei confronti della mamma, proprio per queste motivazioni. Quindi le mamme soprattutto investono molto sul futuro dei figli, ecco, quindi io ti lascerei parlare di mamme in questo momento. Come far capire a coloro che si accaniscono contro i migranti che partire è nella maggioranza dei casi una lacerazione? Non ci sono orde di africani pronti a invadere la Francia e l'Europa, ma persone desiderose di creare ponti immaginari attraverso i quali sperano di andare e venire liberamente. Denso, o Casa del Bambino, è il nome bamiano con il quale si chiama l'utero, il posto in cui il bambino prende corpo e vive per 9 mesi. Quando viene al mondo, la partoriente si prende cura del cordone ombelicale che affida alla terra, sotterrandolo in un luogo allo scopo di nutrirne la superficie. Questo gesto obbedisce ugualmente al pensiero di preservare il legame tra ogni essere umano e il suolo che lo accoglie. Così i nostri figli non se ne vanno mai veramente. In altre parole, come tutti i popoli, siamo profondamente attaccati alle nostre terre, ma anche desiderosi di incontrare altri popoli e talvolta di abitare altrove, come i francesi e gli europei che vengono a vivere in Africa. Un'altra cosa che volevo condividere con la lettura di Aminata Traoré
è che quando un ragazzo parte, la mamma mette in atto una serie di rituali di buon auspicio. Ad esempio, consulta gli indovini, gli stregoni per capire se questo viaggio potrà avere successo e nasconde nel bagaglio un amuleto che il ragazzo porterà con sé e gli prepara dei cibi speciali che possono essere del couscous, della carne particolare o dei dolcetti che però il ragazzo deve mangiare con molta parsimonia perché il viaggio è lungo e deve farseli bastare. C'è tutto questo rituale di accompagnamento che il ragazzo porta con sé durante il viaggio. E soprattutto quando arrivano sani e salvi, il primo pensiero va alla famiglia e quindi appena possono anche ad esempio i soldi governativi che ricevono ad esempio i profughi richiedenti asilo, io non so come facciano perché sono pochi euro al giorno, riescono ad inviarlo a casa, cioè proprio questo sacrificandosi loro, perché prendono una cifra irrisoria, sono 17,50 euro a settimana, cioè l'equivalente di 2,50 euro al giorno, non so come facciano, ma riescono a mandarlo a casa, cioè il pensiero è proprio la mamma. È proprio la mamma e lo riporta anche alla fine del capitolo dedicato alla donna africana, Aminata Traoré, questa bellissima poesia di Aimé Césaire, un famoso poeta senegalese. E mia madre, le cui gambe pedalano per la nostra fame instancabile, pedala di giorno, pedala di notte, addirittura mi sveglia di notte con le sue gambe instancabili, che pedalano di notte il morso aspro nella carne morbida della notte, di una Singer che mia madre pedala per la nostra fame e di giorno e di notte. Ecco, adesso se qualcuno vuole intervenire o fare delle domande o fare delle osservazioni. Mi chiamo Serena Borghetti e mi ha fatto molto piacere venire qua, in quanto sono 30 anni praticamente che viaggio per l'Africa e il Mali in particolar modo è un paese che conosco, lo stesso ha circa 30 anni, quindi ancora dei primi movimenti per in maniera particolare il Mali è stato un paese che ho conosciuto ancora appunto dalla fine degli anni '80, ero lì quando c'è stata la lotta per la loro che è dato inizio a una forma di democratizzazione nel 91, nel marzo 91, che hanno mandato via un dittatore e poi sono subito per diverso tempo. Infatti Aminata Traoré ho avuto occasione anche di conoscerla anni fa a Bamako e devo dire che è un popolo straordinario. Chiaro, noi parliamo in genere dell'Africa, l'Africa ha 54 paesi, quindi ovviamente ci sono delle differenze enormi da un paese all'altro. E il Mali è un paese particolare. È un paese bello come paese, bella come gente, interessantissima un'infinità di etnie, un popolo che aspira alla pace e infatti c'è una cosa molto bella che si chiama in francese cousinage à plaisanterie, cioè per evitare che ci siano degli scontri fra etnie diverse, in quanto ce ne sono tantissime, c'è la libertà, uno di un'etnia, quando si confronta con un'etnia diversa, di scherzare. Ah, tu sei il mio schiavo, vero? Perché sei stato così, e l'altro non si deve offendere, ma ci si ride sopra. Quindi c'è proprio questo obbligo di ridere su queste maniere da evitare gli scontri. Inoltre il Mali è un paese che ha appunto, come aveva detto giustamente Khadija, ha una grande storia e una cultura molto forte. Per cui nonostante la colonizzazione è riuscito a prendere anche qualcosa della colonizzazione e a lavorarla a modo suo e a riproporlo in chiave diciamo locale. E le donne, sì, sono delle donne incredibili, come giustamente dice, questo si estende poi a tutta un'altra parte dell'Africa, anche l'Africa anche saheliana, donne che lavorano tantissimo per dare appunto delle possibilità
ai figli di partire. Io sono stato l'ultima volta, sono stato giù in Mali 4 mesi, quando sono state le ultime elezioni, e ho anche avuto modo di capire l'opposizione che loro hanno fatto quando si dice l'islamismo non gli appartiene. Assolutamente non appartiene a questa gente. Loro sono state le prime vittime. Hanno pagato con la vita la loro opposizione. È stata veramente una tragedia quella che hanno vissuto anche loro. Per cui quello che posso dire ecco, che è un paese particolare e così anche molti paesi che sono intorno. Ecco. Una mia riflessione mi ha fatto di fare quando vedo queste e leggo sui social questi attacchi all'immigrazione, tutto. Non so con quale coraggio uno può dire che loro vengano a invaderci, basta pensare alla colonizzazione che cosa hanno fatto, cioè siamo andati noi a invadere loro per noi capire. E l'altra cosa è che sono veramente convinta che se a un certo momento si aprissero le frontiere ci sarebbe sicuramente un periodo di sbandamento, di difficoltà, ma poi le cose si assesterebbero, perché a un certo momento nessuno ha voglia di stare in un posto dove non può lavorare, perché probabilmente noi ci sposterebbe un po' più di più qua, altri potrebbero venire qua, ci sarebbe un assestamento. Basta pensare poi ai soldi che vengono spesi qui per combattere questa gente, per assisterli quando vengono qua. Ci fossero dei canali umanitari, dare la possibilità di venire normalmente qui, si spenderebbero meno soldi. Esatto, e appunto i soldi che spendono loro, spendono migliaia di euro per venire a un certo momento, quindi potrebbero essere soldi che potrebbero restare in tasca a loro finché magari non si trovano normalmente un lavoro qua. Invece questi spendono tutto e arrivano poi, ecco, quindi è un assurdo ecco, un po' quello che stiamo facendo e non lo so quanto ci vorrà prima che si arrivi a capirlo. E la cosa poi che dà più fastidio è vedere che molti paesi europei, anche quelli più recenti entrati nell'Unione Europea, sono quelli anche ancora più accaniti nelle rigere bui e file spinate. Quindi grazie. Ecco, grazie per la testimonianza, tra l'altro condivido pienamente quello che diceva del popolo maliano. Io non ho avuto la fortuna di essere stata in Mali, però conosco parecchie persone che provengono dal Mali, che abitano qui a Padova. Tra l'altro ho conosciuto anche il console onorario del Mali, che è un avvocato che ha lo studio qui a Padova per il Triveneto, il Friuli Venezia Giulia anche. Che lui praticamente si interessa molto di aprire molte iniziative sia economiche che culturali tra Italia e Mali. È un paese ricco di storia, il paese dei Dogon, il popolo delle stelle, insomma è molto affascinante. E mi ero dimenticata di parlare prima del co-sviluppo. Cos'è il co-sviluppo? Sono delle forme che sono state adottate ad esempio in Francia di finanziamento agli immigrati con la clausola che ritornino al loro paese. Allora funziona così, danno poche centinaia di euro mentre prendono l'aereo per ritornare, poi al loro arriva un'altra rata e poi dopo un mese c'è il saldo. Con questi soldi queste persone dovrebbero aprire un'attività ecco, imprenditoriale, una piccola attività in modo da creare le basi perché non ritornino più. In realtà dice Aminata Traoré, cioè questo è tutto un bluff, nel senso che questi pochi soldi non vanno a risolvere il problema. Come si può risolvere questo problema? Lei dice attraverso la democrazia e il buon governo. Ecco, questa corrente altomondista che all'inizio dicevo additata come utopistica, in realtà potrebbe anche essere fattibile come formula. Però ovviamente gli interessi in ballo sono molti e il fatto che l'Africa non acceda ad essere un paese sviluppato fa comodo a tanti, ecco, perché anche a noi che mandiamo i nostri scatti a loro. È un continente talmente ricco che un domani se raggiungesse dei livelli più elevati di istruzione, cosa farebbe paura a tutto il mondo occidentale. È chiaro.
Ok, pensavo che Aminata Traoré sarebbe qua, però quindi, visto che sono maliano, quindi parlerei un po' del Mali, perché il Mali praticamente è un paese un po' ricco di storia, perché è praticamente il centro dell'Africa occidentale. Nella storia abbiamo avuto tanti contatti con gli altri paesi, praticamente altri paesi perché sono stati divisi, perché in realtà sono gli stessi popoli quando vai in Senegal o in Costa d'Avorio o in Burkina Faso e altri paesi, anche il Mauritania, anche il sud dell'Algeria, perché io vengo di Timbuktu, che è un po' il nord del Mali. Quindi in realtà i profughi e poi i profughi che sono qua, ho avuto tanti contatti con tanti ragazzi di qua, perché alcune volte ho fatto un po' di mediazione interculturale. Ho parlato con tanti ragazzi e poi ho scritto anche un po' perché stavo scrivendo la mia tesi sui movimenti terroristici e le loro fonti di finanziamento, quindi ho chiesto un po' ai ragazzi perché infatti perché vanno via. Beh, lo so già perché vanno via, perché non ci sono tante opportunità e poi quelli che sono nelle zone di guerre non potevano stare. E poi, ma quelli che vengono, perché la maggior parte dei maliani che vengono qua sono praticamente del sud e che non hanno tanti, diciamo che in Mali non ci sono tante opportunità, infatti per poter sopravvivere. E poi anche diciamo che i ragazzi, di solito quelli che vengono qua sono quelli che hanno già amici o parenti in Francia. Per di solito i maliani non vogliono, praticamente l'Italia è un po' un paese di transito, non per stare. Però, visto che anche in Francia, infatti la Francia ha chiuso le porte e poi va in Africa per prendere le risorse naturali, quindi alcuni rimangono qua per qualche tempo e poi vogliono, la maggior parte comunque vogliono andare lì ancora per ritrovare, perché lì poi è più facile per loro di stare lì perché parlano già francesi e poi hanno tanti contatti, altri parenti che sono già lì, però come lei lo diceva, tutti gli africani hanno voglia di tornare lì, però non possono tornare, si dicono che non possiamo tornare con le mani vuote, perché visto che siamo già fuori, infatti le altre che sono lì, i fratelli o i cugini, perché noi abbiamo la famiglia un po' allargata, quindi ci sono tante persone infatti che hanno un po' la speranza di quelle che sono fuori, pensano che un giorno potranno aiutarci a fare qualcosa e quindi anche se sono nella difficoltà qua, fanno tutto per aiutare la famiglia perché sanno da dove vengono, quindi non possono, infatti si dicono che io non posso, anche se muoio, non posso tornare così, perché l'orgoglio, c'è anche un po' l'orgoglio africano per tornare diciamo che le mani vuote. E quindi questi ragazzi in realtà quando io chiedo alle persone ma perché diciamo che prendere tutto questo rischio per attraversare le cose, mi chiedono ma tu quando veniva del mare tu non hai visto niente lì? E te che sì, ma certo, ma comunque per questo tu secondo te potevi attraversare come hai visto le altre? Dico vabbè, comunque ci sono alcuni che sono riusciti a passare, quindi se loro sono riusciti a passare mi sono detto vabbè, anch'io forse che passerò, altrimenti rimango diciamo, nel mare. Purtroppo c'è con le frontiere che sono chiuse, io direi anche che quando una persona, la natura umana ha qualcosa, quando dice a un uomo questo libro non deve aprirlo, cioè direttamente la persona ha la curiosità di aprirlo. Allora che se non le dici niente,
infatti farà forse 10 anni non lo aprirà. Beh, quindi ci sono tante persone che sono lì, che si dicono va bene, c'è il cugino del mio cugino che è andato in Francia, ha lavorato per 10 anni e adesso ha una macchina, una casa, ha la vita bella. Però lui non sa cosa questo cugino sta facendo qua, come vive qua in Europa. E poi adesso con il social network praticamente tutto è diventato ancora più peggio, perché ci sono tanti richiedenti d'asilo che sono venuti, diciamo che io ho incontrato alcuni ragazzi che mi hanno aggiunto su Facebook, è vero che infatti sono nella difficoltà qua, prendono 2,50 €, però infatti vanno dietro una macchina, fanno la foto e lo mettono su Facebook. E quando mettono questa su Facebook c'è un altro che in Mali dice, "Beh, ma guarda che adesso in Italia ha già una macchina." E questo è praticamente un problema, infatti ci sono tanti problemi, non è facile di gestire questi problemi. E poi e il problema anche in Africa e soprattutto in Mali è che l'istruzione, diciamo il tasso di istruzione è troppo bassa, perché siamo fino adesso a 30-40%. Quindi il 60% della popolazione non sono mai andati a scuola e poi diciamo che e quando anche se arrivano a scuola diciamo che si fermano presto. E poi l'educazione in Mali diciamo che la qualità ancora diventa ogni anno più peggio, quindi c'è ancora questo problema da noi. E poi infatti questo è praticamente una politica, io non direi sempre europea, però è più la politica del nostro elite, perché le elite lo fanno per mantenere il popolo nell'ignoranza, e finché il popolo è nell'ignoranza c'è sempre la stessa elite che rimane al potere. E anche quando questa elite corrotta rimane al potere, questo fa gli interessi dei multinazionali occidentali e altri che vengono lì. E adesso con i multinazionali europei e occidentali che vengono lì, adesso c'è anche la Cina e altri che vengono, che lo sfruttano. Diciamo che io non direi che l'Africa è povera, per niente, non lo è, ma diciamo che poveri, diciamo che siamo seduti su una sedia in oro, ci sono altre multinazionali che vengono a prendere le richieste e il popolo rimane sempre nell'ignoranza, e anche perché quando io torno in Mali e che nella mia zona è vero che anche l'acqua è un po' un lusso, avere l'acqua a casa è un lusso, fa un po' pensare, infatti fa un po'. Infatti c'è anche un problema, ci sono tante cose che dobbiamo cambiare. Ci sono tanti giovani qua che sono venuti, che sono in Europa, che sono studenti all'università, che stanno facendo il dottorato, che stanno facendo tante cose, però se è vero anche che ci sono tanti di questi ragazzi che si dicono vabbè, io quando finisco gli studi non so se posso tornare, perché si dicono che è un po' difficile, quando torno a casa troverei un lavoro, e anche se trovo un lavoro, perché c'è un ragazzo che io ho incontrato un ragazzo camerunese che ha finito l'ingegneria chimica e ha detto che io se tornassi in Camerun avrei un stipendio di 150-200 euro, allora che anche facendo la pulizia in Italia potrei avere 1.000 euro, e se mando 200 euro in mia famiglia farà un po' di più. Quindi è un po' anche l'elite africana, perché la mente africana che rimane anche qua per fare un po' dei lavoretti, allora che potrebbero servire anche in Africa. C'è anche vuol dire che anche adesso si dice in francese che il tunnel è un peu noir,
è che il tunnello, non so, comunque non si vede ancora la luce, è ancora un po' lontano e speriamo che cambierà. Vabbè, vi lascio, prego. Grazie per il tuo intervento. Come ti chiami? Alfa, piacere. Alfa, certo. Allora, tu hai messo sul tavolo una serie di spunti molto interessanti. Intanto il sogno dei migranti è lo stesso sogno che anche noi italiani avevamo nei confronti dell'America. Cioè, ecco il fatto, quando ci spedivano, io ho visto delle foto che spedivano i nostri migranti negli Stati Uniti, dove si facevano fotografare, come dici tu, davanti a belle auto, davanti a belle case che magari non erano le loro, tanto per tenere alto questo orgoglio di avercela fatta, di aver avuto successo. È lo stesso sogno che i paesi dell'est, dopo la caduta del muro di Berlino, del blocco, avevano nei confronti dell'Italia. Io ho parlato con molti immigrati dell'est che dicevano: io sono venuto in Italia perché guardavo la televisione e vedevo tutte queste ricchezze, era un Eldorado per noi, insomma, e poi venendo qui hanno aperto gli occhi, si sono resi conto che non è tutto oro, tutto quello che si vedeva in televisione, no? Poi hai parlato anche delle ricchezze, è vero, l'Africa è un continente ricco di risorse, di materie prime, c'è l'oro nero, l'oro giallo, l'oro bianco, che è il cotone che mi avevano detto. E, a proposito dell'oro giallo, soprattutto in Mali, lo dice anche Aminata Touré, si sono applicate delle formule di finanziamento che vanno a scapito della popolazione e vanno ad arricchire le aziende europee, perché prevedono esenzioni fiscali di 5 anni quando la durata media della vita di una miniera arriva al massimo, cioè in media a 15 anni, insomma i primi 5 anni sono esentasse per queste aziende che sono privatizzate, non sono statali, sono privatizzate, però il monopolio è dei finanziatori europei, e che cercano in questi 5 anni, dove non pagano tasse, di sfruttare al massimo la raccolta dell'oro. E, ecco, tutto questo, poi il discorso delle privatizzazioni va a scapito delle istituzioni statali, le quali riducono il personale, quindi vengono licenziati burocrati, tecnici, insegnanti. Tutti questi licenziamenti, pensionamenti, e lo dice anche la Touré, determinano la fuga in massa della popolazione, soprattutto dei giovani. Ecco, quindi non è più un paese per giovani, ricalcando un noto film dei fratelli Coen, mi sembra, diventa un paese di vecchi, di analfabeti, come dicevi tu, Alfa, perché appunto nell'ignoranza, la storia insegna, si può mantenere il predominio, si possono perpetrare delle ingiustizie e quindi si può continuare ad impoverire sempre più la popolazione. Io ho lavorato anche con delle donne del Mali in alcuni corsi, eccetera. E non so, io ho conosciuto anche una realtà diversa, erano tutte donne tra l'altro del Mali, del sud, e anche molto toste, molto integraliste, tra virgolette. Cioè, credo che ci siano anche molti, cioè, questa realtà che tutto è bello, no? Cioè, a me sempre non convince, perché un po' questo vedere sempre il bello da una parte e il brutto dall'altra, alla fine non porta a nulla e fa solo gli interessi di chi poi vuole solo determinate cose. Credo che ci siano anche dei grossi problemi di sfruttamento, non solo di sfruttamento, ma proprio di schiavitù minorile nel Mali del Sud, proprio di traffico di bambini con connivenze delle guardie di frontiera, mi pare con la Guinea, che vanno a lavorare nelle miniere, cioè sono proprio corriere che partono, e ci sono stati anche dei filmati, sono andati credo anche poi denunciati con connivenze di grandi industrie multinazionali che sono state anche poi denunciate a livello credo anche internazionale, che saranno anche dei fenomeni minoritari, però
insomma, lui diceva che c'è un tasso di analfabetismo molto alto, eccetera, ma questi ad esempio fenomeni e sono stati anche filmati, quindi non sono solo chiacchiere o invenzioni, ma questi interi villaggi che vengono spopolati di minori che partono con corriere, che vanno a lavorare e che poi anche scompaiono, cioè descrivono anche una realtà più complicata, nel senso che, ecco, questo volevo solo dire. Io poi non conosco la realtà del Mali, quindi sarei soltanto un presuntuoso nel dire certe cose, però ecco, insomma, ci sono tante sfaccettature, anche sì, ci sono tutte queste etnie eccetera, ma anche culture diverse, spesso anche contrapposte tra di loro. Non è solo, credo, che se che c'è solo questa benevolenza tra etnie eccetera, credo che la realtà sia un attimo più complicata. Questo fenomeno mi è venuto in mente e ho visto questi filmati, no? Sullo sfruttamento, descrivono anche delle contraddizioni, probabilmente, per usare una parola banale, non me ne viene una più appropriata, all'interno della gente, insomma, delle persone africane che abitano questa zona, insomma. Sicuramente lo sfruttamento minorile c'è in molte parti del mondo, ovviamente in Africa, laddove c'è la povertà, ovviamente sì, però vanno a lavorare nelle aziende europee, cioè, o comunque occidentali, quindi quello che manca, cioè, a monte è proprio una filiera etica, cioè una certificazione del prodotto che non tiene conto delle modalità di lavoro, di produzione e di sfruttamento anche minorile. E sono sicura che queste aziende hanno una grandissima partecipazione straniera, non locale, e sono in mano a finanziatori che ovviamente sanno, cioè i marchi più famosi dei nostri abbigliamenti sfruttano, adesso non voglio fare nomi, però sfruttano per esempio bambini in Cambogia o in altre parti che, avendo anche le mani piccole, riescono a lavorare meglio, con più velocità. Stiamo parlando di bambini anche di 4-5 anni, insomma. E poi mi è venuto in mente ad esempio in Congo, nelle miniere del Congo, dove si estrapola il coltan, che è un minerale che noi utilizziamo negli apparecchi elettromedicali ma anche nei nostri banali cellulari. Si sfruttano i bambini, allora, si sfruttano ma senza protezioni, lavorano a mani nude, è un minerale radioattivo e lavorandoci tutti i giorni si è calcolato che dà un'aspettativa di vita di 10 anni, cioè stiamo parlando di bambini di 8 anni che probabilmente non arriveranno alla maggiore età. Ecco, cioè, la colpa è anche nostra, perché le cose si sanno, sono risapute, cioè, lei ha visto le immagini, cioè, i mass media ne parlano, non è che siamo all'oscuro di tutto. E probabilmente la soluzione, come diceva John Palizza, che io ho incontrato, John Palizza è un attivista congolese che risiede a Ferrara e che organizza continuamente delle marce della pace per la speranza e la pace del Congo, mettendo in evidenza proprio queste tematiche dello sfruttamento soprattutto minorile, del coltan, della radioattività del coltan. La soluzione che propone lui è appunto questa filiera certificata dove i produttori di cellulari attestano che, come nei diamanti ad esempio, i prodotti sono stati lavorati nel pieno rispetto dei lavoratori e nel pieno rispetto dei lavoratori maggiorenni. Ecco qui. Voglio aggiungere che in Africa, per un fatto proprio di necessità, i bambini cominciano a lavorare molto presto, c'è niente da fare, hanno bisogno, perché se i bambini non cominciano a lavorare presto, la famiglia non mangia, cioè è molto semplice la cosa, non è che sia... infatti tante volte non vengono mandati a scuola, per cui mi ricordo una volta in un progetto avevamo di sensibilizzare le famiglie, in fare in modo che andassero a scuola
noi eravamo centrati soprattutto per le bambine, perché se devono scegliere mandano più facilmente un maschio a scuola che una femmina. Però c'era questa realtà che si incontrava nella famiglia in cui magari 5, 6, 7, 8 figli, qualcuno andava a scuola, gli altri dovevano rimanere comunque a casa a fare qualche cosa, perché sennò non arrivavano a mangiare. Quindi allora va benissimo combattere il lavoro femminile, ed è vero quello che stava dicendo Khadija, che spesso questi vengono sfruttati anche da multinazionali occidentali. È verissimo, perché la maggior parte delle miniere in Africa sono sfruttate dall'Occidente in quanto loro non hanno la capacità tecnica o i mezzi tecnici per sfruttarle, quindi ci siamo di mezzo sicuramente. Però nel momento che tu vuoi impedire un lavoro infantile, devi anche dare una possibilità alla gente di sopravvivere, perché allora impedisci a un bambino di lavorare e poi lo fai crepare di fame. Insomma, mi sembra un po' una contraddizione. Certo che per questo viene a far parte di una cultura per cui tante volte uno magari non si sforza abbastanza, magari quel bambino potrebbe anche andare a scuola e non necessariamente muoiono di fame, ma entra nel circolo di una cultura per cui è abbastanza normale che un bambino lavori. C'è un po' questo. L'altro punto, mi ricordo una volta si discuteva nelle Nazioni Unite, era quello della schiavitù. Ci sono ancora delle famiglie in Africa che sono in stato di schiavitù. Ma cosa vuol dire? Siccome una volta, quando esisteva la schiavitù, i vecchi padroni si facevano carico del mantenimento, anche delle persone che erano loro schiavi, quindi anche dei figli di questi schiavi, ci sono delle persone che sono delle donne vedove che non hanno più niente, non sanno a chi rivolgersi, con 2 o 3 figlie, che si rivolgono all'antico padrone. L'antico padrone le tiene a casa sua, gli dà da mangiare, si occupa dei figli in un certo qual modo, e questi in cambio fanno dei lavori. Allora è vero che è uno stato di schiavitù, però se tu la togli questa schiavitù, questa dove va? Quindi infatti mi ricordo che appunto anche nelle Nazioni Unite c'era stata un po' questa difficoltà, che va benissimo abolire tutte queste cose, però gli devi dare la possibilità a questa gente di sopravvivere in maniera diversa, insomma, quindi bisogna un attimo considerare anche questo. Se non ci sono altri interventi, per concludere io vorrei leggervi un appello che è stato lanciato da una rete di donne. Nello scorso autunno la Casa delle Donne di Milano ha cominciato a occuparsi appunto di questo problema delle migrazioni con un primo documento, Muri e recinti, non è l'Europa in cui vogliamo vivere. E a questa rete di questa rete fanno parte donne italiane ma anche spagnole e greche. E vi leggo questo perché mi sembra interessante, si può anche diffondere, cercare di aderire a questo. Dice questa rete, che si chiama appunto Rete Femminista No Muri, No Recinti, primum vivere, prima le persone. Chiediamo alle istituzioni europee di garantire che i fondi per l'immigrazione concessi agli Stati membri non vengano usati per costruire muri, recinti e fili spinati, negando in questo modo lo spirito stesso di Schengen. Sull'esempio del progetto Mediterranean Hope chiediamo invece che i fondi siano destinati all'accoglienza dei richiedenti asilo in base all'articolo 25 del regolamento numero 800 del 2009 relativo al codice comunitario dei visti, sottraendo così migliaia di persone alla morte, allo sfruttamento e alle violenze e consentendo loro il libero accesso all'interno dello spazio europeo. Apro una piccolissima parentesi su questa questione dei visti. Oggi sul manifesto c'era un articolo che parlava appunto di come le ambasciate in alcuni paesi africani appaltino tutte le pratiche per la concessione dei visti a delle agenzie private che fanno pagare l'ira di Dio alle persone che, per esempio, per i congiungimenti familiari devono pagare anche 2.000-2.500 euro. Vabbè, dice l'appello, il sogno di un'Europa solidale e inclusiva, mai realmente nata, sta ora definitivamente tramontando nel cinismo e nell'ipocrisia delle politiche comunitarie sull'immigrazione. Inutili parole umanitarie vengono smentite da accordi che mirano a costruire un vero e proprio muro della vergogna a sud dell'Europa, bloccando ogni libero accesso a migliaia di donne, di uomini e di bambini in fuga dalle guerre e dalla fame.
Chiediamo che vengano ascoltate le voci di chi si oppone a questa deriva politica e umana. Chiediamo che finisca l'orrore dei respingimenti collettivi. Chiediamo che si smetta di selezionare i migranti per categorie come se fossero non persone. Non è questa l'Europa in cui poterci riconoscere. L'Europa in cui ci possiamo riconoscere è quella della splendida gente di mare delle coste mediterranee che sfida 1000 pericoli per salvare vite. È quella delle tante associazioni che si impegnano in tutti i modi per assistere e proteggere. È quella della società civile che offre accoglienza e riparo anche nelle proprie case. Non ci possiamo invece riconoscere nei fantasmi securitari costruiti ad arte per riportare le nostre vite sotto meccanismi polizieschi di controllo. Sono le frontiere, sono le gabbie identitarie e nazionaliste che si stanno moltiplicando nei paesi europei a farci paura, perché sappiamo benissimo quale pericolo rappresentino per la libertà delle donne, come sempre è avvenuto a Occidente e a Oriente, a Nord come a Sud. Diciamo no a chi vuole farci tornare indietro, a un mondo di fortezze e di barriere che confina i corpi e impoverisce le vite. Dire no ai muri e ai recinti per noi significa dire no alla violenza, all'esclusione, al razzismo e soprattutto a un sistema patriarcale fondato ancora oggi sulla disparità e sulle guerre. Un mondo nel segno del femminile non ha bisogno di muri, ma di ridare senso alle parole e alle regole minime della convivenza umana su questa terra. Su questa terra nessuna persona è clandestina. Che senso ha quindi un reato assurdo come quello di clandestinità? E quale logica può avere una convenzione come quella di Dublino, costruita apposta per bloccare la libertà di movimento e scaricare la responsabilità dell'accoglienza solo sui paesi del Sud Europa? Secondo la Carta dei diritti universali, la Convenzione di Ginevra e altri trattati, esiste l'obbligo internazionale di dare asilo a chi è in pericolo, ma l'Europa lo sta violando. Noi chiediamo, invece, che venga rispettato a ogni livello e soprattutto chiediamo di non delegare la gestione di questo dramma a paesi che non rispettano i diritti umani, come la Turchia, oltretutto pagandoli per farlo. Esistono i modi per affrontare la situazione in modo umano e civile, ad esempio il progetto pilota Mediterranean Hope, varato dalla Federazione delle Chiese Evangeliche, ha portato in Italia alcune migliaia di richiedenti asili con voli regolari, sottraendoli al rischio di morire nelle acque del Mediterraneo. La base giuridica di questa iniziativa economica si fonda sull'articolo 25 del regolamento relativo al codice comunitario dei visti e prevede la possibilità di concedere visti con validità territoriale limitata in deroga alle condizioni di ingresso previste in via ordinaria dal codice frontiere Schengen, per motivi umanitari o di interesse nazionale o in virtù di obblighi internazionali. Invitiamo le associazioni e le realtà di donne europee a condividere il nostro appello e anche a diffondere la conoscenza di Mediterranean Hope come esempio che è possibile seguire in ogni altro paese, un gesto concreto per iniziare a fermare l'orribile drago dell'indifferenza che dal fondo del mare continua a inghiottire vite umane e per riscoprire lo spirito delle pacifiche società matrilineari dell'antica Europa. Potete trovare questo appello su internet, Casa delle Donne di Milano, e si trova. Grazie. Bene, grazie allora di aver partecipato e se qualcuno vuole annunciare il prossimo incontro di Voci di Donne. Sì, il prossimo incontro è il 12 marzo e presenteremo, che l'ho visto anche qua, eccolo qui, no, questo, La guerra non ha un volto di donna di Svetlana